Gli aveva sferrato un pugno tanto violento da farlo cadere a terra. Shinpei Tominaga, il 56enne imprenditore giapponese, morì lo scorso giugno dopo aver sbattuto la testa sul pavimento di un locale etnico in via Pelliccerie nel centro di Udine. Arrestato per omicidio preterintenzionale, Samuel Battistella, 20 anni, di Mareno, dopo oltre 5 mesi dietro le sbarre, lascerà il carcere per scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari. A confermare la notizia è stato il legale del giovane, l'avvocato Stefano Arrigo. Ho parlato con il signor Battistella, ci ha pensato un po' perché inizialmente, come credo sia noto, non voleva gli arresti domiciliari perché non voleva pesare sulla famiglia. Oggi, a distanza di circa 5 mesi dall'arresto, ha ritenuto di accettare il mio consiglio di chiedere gli arresti domiciliari e quindi li ho chiesti, anche perché ho ritenuto che comunque per il tempo trascorso, per la buona condotta tenuta in carcere, ci fossero delle buone possibilità che il giudice accogliesse la richiesta, come poi fortunatamente è successo. Il GIP del capoluogo friulano ha anche stabilito che Battistella, accolto a casa dei genitori che si sono detti disponibili ad ospitarlo, sarà sotto stretta sorveglianza grazie al braccialetto elettronico. Dopo la tragedia, una volta arrestato, il giovane aveva detto ai poliziotti di essere stato lui a sferrare il pugno, ma di non aver mai voluto fare del male a Tominaga, né tantomeno di ucciderlo. Coinvolti nell'omicidio altri 2 giovani che sono in attesa del giudizio della Corte di Cassazione, che deve pronunciarsi sul ricorso della Procura di Udine contro la decisione del Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Udine facendo cadere il reato di concorso morale in omicidio. L'avvocato Arrigo nei prossimi giorni andrà a parlare con Battistella per organizzare la linea difensiva. Intanto si attende alla fissazione dell'udienza. Ritengo che nel giro di qualche settimana, non so se adesso entro l'anno o a gennaio, ma presumo che avremo una data di fissazione dell'udienza, certamente.